Son giorni terribili, c'è un'angoscia in tutte le nostre famiglie, familiari, siamo tutti devastati da questa cosa qua. La voce spezzata dal dolore è quella di Monica, figlia di Giocondo Ghirardo, il 79enne di Vittorio Veneto, di cui non si hanno più notizie dall'8 giugno. Quel giorno l'anziana aveva raggiunto la zona di ospitale di Cadore per raccogliere lumache, ma da quel momento più nessuna notizia. Io non so se si è perso, o è scivolato o è successo qualcos'altro, non si trova. L'auto di Giocondo Ghirardo è stata ritrovata ai piedi della salita che conduce a Rio Nero, ma dell'anziano nessuna traccia. Magari qualcuno che transitava su quel pezzo di strada da Ospitale a Termine di Cadore, se avesse visto qualcosa di strano, oppure anche un signore anziano che passeggiava lungo strada o qualcosa del genere, che si facesse vivo. Le ricerche da parte del soccorso alpino e dei vigili del fuoco, iniziate subito dopo l'allarme lanciato dai familiari, anche con l'ausilio dei cani molecolari, dopo essere state interrotte verranno riprese domani mattina. Vasta la zona da coprire, per questo la figlia Monica lancia un appello. Qualsiasi persona che se la sente di intervenire col proprio contributo nella ricerca di mio papà, sempre senza cioè con la testa sulle spalle, per non farsi male. 14 giorni di ricerche, 14 giorni di snervante attesa per i familiari. Io la speranza di trovarlo vivo è ormai non c'è più, però perlomeno di dargli una degna sepoltura.